Questo è un piatto che sembra semplice, ma semplice non è. Gli ingredienti sono pochissimi. Macinate il pepe in modo grossolano e mettetelo a tostare in padella. Così cuocete gli spaghetti in acqua e mettete poco sale, mi raccomando. Gli ultimi 2 minuti mettete gli spaghetti in padella dove c'è il pepe, una sorta di brodo di pepe, e mescolate e terminate la cottura. Basterà aggiungere qualche mestolino d'acqua. Ora spegnete la fiamma e mantecate col pecorino. Una ventina di secondi, agitate, deve venire una pasta cremosissima. Ciao a tutti e oggi come ospite assaggiatore niente di meno che il grandissimo Alberto Sordi. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne mangio.